Mamma mia Italia, che pace! Vero CP? Digli amore, sì, digli, raccontagli tu, raccontagli, bravo, guarda come ti racconta il CP, vedi? Ti sta raccontando che non c'è nessuno, ma proprio nessuno! Aspetta che faccio campeggio. Questo perché praticamente deve ancora iniziare il lockdown, no? Per coronavirus. Quindi fino a quando non imporranno alla gente di stare a casa, i parchi saranno completamente vuoti. Poi, come l'anno scorso, ciao CP amore, sì, ciao, stavo facendo un discorso, un discorso. Comunque Italia, poi quando rimetteranno l'obbligo, no, di stare a casa, qui ci saranno centinaia e centinaia di persone, vero CP? Sì, siamo felici, Dio. Vieni in braccio. Che pagliaccia che sei una pagliaccia. Hai raccontato che stamattina abbiamo giocato a basket io e te, che tu hai imparato a bloccarmi la palla, cioè io tiro e dopo quando la palla scende giù dal canestro, lei la blocca in modo tale che io non devo correre come un pandol attorno alla palla, no? Bravo CP! Bravo CP! Amore mio, questo CP io lo mangio, divento asiatico e mi mangio il CP, mi mangio questo CP, sì, va mangiato questo CP. Come fai a non mangiare il CP? Come si fa a non mangiare il CP e tutti gli altri animali? Io vi mangerei tutti, vi prenderei, vi aprirei tutti e vi mangerei, soprattutto le orecchie. Anzi no, ho cambiato idea. Spusa fuori maniera, sto cane. Italiano, va detto, probabilmente si abitava una volta in una casa vecchia, ma docce così lunghe come quelle che ho fatto qua su Pulmina ne ho veramente mai fatte. E se proprio dovevamo mettere i puntini nelle i, perché si sta annebbiando, c'è la sauna qua dentro, e ho spento che c'era ancora l'acqua bollente, quindi ce n'era ancora acqua calda, È un po' un amore e odio, no, che per questo camper. Vabbè, in realtà non c'è odio per questo camper. L'unica cosa che altamente di sto camper è l'estetica, cioè esteticamente non lo posso vedere. L'esterno soprattutto, con quelle ruotine piccole microscopiche tutte in dentro, e alcune forme dei mobili e colorazioni, però lì si sa, insomma, è soggettivo, cioè le ha scelte, le ha decise il proprietario vecchio che l'aveva fatto, quindi voglio dire, sono camper artigianali e quindi tutto ciò che vedi è stata scelta del cliente, i colori, i materiali, gli accessori, ha scelto tutto il cliente. E a me le scelte di sto cliente proprio non sono andate tanto giù.
Poi tante piccole cosine le ho sistemate. Cioè, tipo, vedi qua sopra in bagno, ti ricordi che c'ha le pietrine azzurre? Cioè, quanto obbrobrioso non era? E adesso invece è tutto in pandan, vedi anche gli attaccapanni, i picci, è tutto color legno. Manca quasi, è tutta un'altra roba. E resta una goduria pazzesca, cioè star qua tranquilli a vestirsi con tutta calma, perché dentro al bagno ci sono sempre minimo 6-7 gradi in più della temperatura della cellula. Quindi se tu metti, non so, 20 gradi, stai pur tranquillo che in bagno ne hai 28 tranquillamente, sì. Cioè proprio sauna. È la cosa, beh, sinceramente è la cosa che mi fa più casa di tutte. È il bagno e la cucina. La cucina qui mi fa da cagare, però in compenso c'è il frigo enorme col congelatore e tantissimo spazio, tantissimi cassetti per mettere la roba come dove voglio io. Comunque in Italia, solito discorso, cioè se devo consigliare il camper, ovviamente è tutto soggettivo, ognuno come vedi ha i propri gusti, le proprie esigenze, ma la doccia separata, te l'ho detto 1000 volte, te lo dirò ancora, la doccia separata deve essere la prima cosa, fidati. Cioè, dopo dipende quanto usi il camper. Se lo usi solo per i weekend non ti fai neanche la doccia nel weekend, quindi non ha neanche senso, non ha il minimo senso. Ma se sei uno che lo usa spessissimo, oppure magari uno che vuole andarci a vivere, oppure come solitamente si fa, ci si prende l'anno sabbatico, no? Che si va in giro per l'Europa col camper, come fanno quasi tutti, allora lì la doccia separata, ragazzo, fidati, non dico che è d'obbligo, ma te ne sarai veramente grato di questa tua scelta, cioè tu a te stesso. L'allenatore l'altro giorno sono passato a trovarlo, Yuri, ma fai esercizi? Ah no, tengo semplicemente in mano la fotocamera a 200.000 kg. Aspetta, perché io sono qua con tutte le finestre aperte come sempre, ma non è bello farsi vedere dalla gente così col pipino fuori senza che paghino? Credo sia pronto il riso di CP, sì. Credo di sì. Amore bello, che sei stanchissima perché oggi hai rincorso il mio pallone tutto il giorno, il mio povero pallone. Il mio pallone da basket. Il mio ex pallone da basket. Eccolo. Vai Figari!